A tutti buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di giovedì 24 dicembre, prima corsa e prima delle 3 batterie del trofeo Croce Rossa Italiana. Ritirata Talisker Horse, restano 8, 1 Voldemort Nall, 2 Twilight Lux, 3 Sheridan Treb, 4 Rudubac, 5 Ziguli dei Greppi. In seconda linea 7 Urbe del Ronco, 8 Troy Holz, 9 Zumba B. Passano i primi 4 in finale, che si disputerà quale ottava corsa del programma. Intanto macchina che accelera, partiti in questo momento la velocità iniziale di Sheridan Treb e Rudubac. Sbaglia Sheridan Treb e Rudubac si porta così a Numero 3 condurre Sheridan Treb nei confronti squalificato. di Voldemort Nall, che serra sotto lungo la corda in seconda posizione, mentre in terza c'è Urbe del Ronco, che ha colto a sua volta buona partenza. Più indietro invece quello che è il favorito Ziguli dei Greppi, che ha vinto proprio 2 giorni fa un confronto in cui era presente anche Rudubac. Intanto il quarto iniziale se ne va per Battistrada in 32, Rudubac leader nei confronti di Voldemort Nall, Urbe del Ronco, poi Twilight Lux e gli altri, con i primi 600 metri di gara che vengono completati nell'ordine del 47 abbondante. Ha decisamente tirato i remi in barca Carlo Udorovic per i primi sulla curva, e ora però accelera nuovamente quando cerca di spostare Ziguli dei Greppi. 1 minuto e 4 decimi il passaggio agli 800. All'esterno Ziguli dei Greppi si impegna, raggiunge in terza posizione Urbe del Ronco, più indietro invece c'è Zumba Piz. Se ne va il chilometro nell'ordine dell'1,16. Insiste Ziguli dei Greppi, avvicina Rudubac a 450 dalla conclusione. Cavalli che sono ormai al paletto dei 400 finali, il parziale in 14,6. Siamo ora sulla curva finale, Ziguli aggredisce Rudubac che replica, i due prendono vantaggio da Voldemort Nall, che rimane comunque saldo in terza posizione. Completamento della piegata, Ziguli ancora all'attacco di Rudubac, che è costretto ad accelerare. Il parziale 15,5, ma insiste Ziguli dei Greppi. Rudubac tenta ancora la difesa, ma Ziguli insiste con grande decisione sul palo. Probabilmente Ziguli dei Greppi ha ragione di Rudubac, mentre Zumba B è terza e lascia al quarto Voldemort Nall. Questi sono i 4 finalisti. Andiamo a rivedere l'arrivo strettissimo in realtà fra Rudubac e Ziguli dei Greppi, che però è in prossimità del palo. Vedete, mette qualcosina avanti all'avversario, sicuramente, anzi una testa avanti, scarsa avanti a Rudubac. Ziguli dei Greppi e Nicola del Rosso a segno dunque. 1,91 la quota, era il più appoggiato. Rudubac la seconda scelta e quindi la vittoria ancora per la femmina Ziguli dei Greppi, che ribadisce così il recente successo ottenuto 2 giorni fa. Rivediamo l'arrivo, davvero molto combattuto, e per il terzo Mauro Biasuzzi si accontenta di fare l'arrivo per cogliere la terza moneta, l'accesso alla finale insieme a Monica Gradi con Voldemort Nall